Grido d'allarme della FIPE Confcommercio attraverso la responsabile Gabriella Cucchiara che afferma: incontriamo i sindaci per bloccare gli sfratti. Gli effetti devastanti della pandemia sulla tenuta psicologica degli imprenditori che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica non possono più essere sottovalutati. Per questo voglio ricordare che la FIPE Confcommercio c'è. Gabriella Cucchiara, presidente provinciale della FIPE, non nasconde l'emozione quando parla della criticità della situazione per i gestori e per i loro dipendenti, molti dei quali versano in serie difficoltà economiche. Le consegne a domicilio, ha spiegato Cucchiara nel corso di una videointervista, da noi non funziona, non può sopperire al crollo dell'attività di ristorazione, mentre dico ai gestori di non avere paura e chiedere aiuto. Noi ci siamo pronti a offrire un sostegno psicologico perché il Covid non colpisce solo l'economia ma anche l'umore di ognuno di noi. Abbiamo voluto incontrare il sindaco di Agrigento, Miccichè, ma stiamo parlando anche con gli altri sindaci della provincia affinché chi non è proprietario delle mura e allo stremo il pagamento degli affitti, sulla quale la FIPE sta interloquendo con gli amministratori a creare ulteriori difficoltà. Per fortuna adesso in Sicilia siamo zona gialla, speriamo che la parziale riapertura possa dare ossigeno alle famiglie del settore. Ricordo a tutti, ha concluso Cucchiara, che la FIPE Confcommercio ha attivato un numero telefonico di supporto, non abbiate vergogna a contattarci. Significa ritornare al nostro lavoro, perché il nostro lavoro normale o quasi normale è la socialità, la gente viene, si siede, si incontra. L'asporto non funziona da noi, non funziona per il bar, non funziona per il ristorante. Il nostro lavoro è l'incontro della gente, il sorriso, scambiare due parole. La FIPE continua a battersi, voglio ribadire che tutto quello che si è ottenuto, anche quello che sembra poco, si è ottenuto grazie al lavoro incessante di FIPE Confcommercio Nazionale. Stiamo chiedendo a tutti i sindaci cosa stanno facendo o hanno pensato di fare per il futuro per stare accanto alle imprese che sono sul territorio, sia per quanto riguarda l'abbattimento delle tasse comunali, sia per quanto riguarda degli aiuti che loro stessi come amministrazione possono dare. Abbiamo chiesto al nostro sindaco di intervenire presso il Tribunale di Agrigento per vedere se è possibile fare qualcosa per quanto riguarda il blocco degli sfratti, ad esempio. Questa è una cosa grave che sta succedendo. Abbiamo degli imprenditori che già sono stati messi fuori dai loro locali ed è triste pensare di perdere tutti gli investimenti di una vita a causa di una pandemia, e quindi non è una cosa che dipende dagli imprenditori non voler pagare gli affitti. Un'altra cosa che mi sta tanto a cuore è un progetto che sto portando in giro, un progetto voluto fortemente dalle donne della FIPE, del nazionale. Questo progetto si chiama Pronto Ci Sono, è un numero verde a cui rispondono un team di psicologi. Questo vuole dare un supporto psicologico agli imprenditori perché questo Covid-19 non ha influito solo economicamente ma anche psicologicamente.